Domani si torna in campo contro il Cartigliano, una sfida tra due formazioni che sino a qui si sono ben comportate. Sì, torniamo in casa, torniamo a giocare e veniamo dalla bella vittoria, dobbiamo dare continuità a quelli che sono i nostri principi e possibilmente dobbiamo cercare di fare una prestazione, che è quello che mi interessa di più. Il Campodarsego arriva a questa sfida dopo forse una delle migliori partite sin qui disputate. Buone indicazioni da Belluno? Sì, buone indicazioni, la squadra è sempre in crescita, anche quando facciamo gli errori la squadra è in crescita perché sono errori per fare, a me piace quando sbagliamo per voler fare e di conseguenza cerchiamo sempre di mettere dentro delle nuove idee, il campionato è tosto e duro, ce ne stiamo accorgendo e siamo la squadra, come avete visto, una delle più giovani del campionato e quindi di sicuro qualche errore viene sempre fuori, ma cerchiamo di lavorare tutti quanti insieme per limitare anche queste cose. Sin qui solo 3 punti su 13 sono arrivati in casa. Come mai? È solo un caso? Può esserci una ragione? Ma no, secondo me è solo un caso perché abbiamo vinto con l'Este, abbiamo fatto una buona gara con la Riesi, siamo rimasti in 10 e abbiamo sbagliato forse l'approccio col Montebelluna, però abbiamo preso calcio di rigore sul nostro infortunio a 5 minuti dalla fine, quindi secondo me è solo un caso, non sto a vedere queste cose, quindi la squadra ha sempre cercato di andare sul campo a lavorare, anche se sappiamo che sul nostro campo sono più combattute, essendo un campo piccolo dove vengono sollecitate tantissime le palle inattive, però siamo in casa nostra, quindi cerchiamo sempre di lavorare per vincere la partita. Cosa chiederai domani alla squadra? Di continuare a crederci, di continuare a martellare, di continuare a dare entusiasmo, corsa, gamba e voglia di andare a prendere il risultato. E ripeto, alcune volte si rischia anche di andare oltre, di fare le cose fuori giri, però in questo momento i ragazzi si stanno impegnando tanto, è un gruppo giovane e mi piace vedere che tutti lavorano bene perché anche domenica scorsa ha giocato chi aveva giocato meno prima e ha interpretato molto bene la partita, quindi segno che stanno lavorando tutti quanti dalla stessa direzione. A livello di organico il Campodarsego come arriva a questo appuntamento? Stiamo bene, siamo giovani, continuamente durante la settimana mettiamo dentro uno o due della juniors proprio per cercare di far respirare l'aria della prima squadra e vogliamo ampliare la rosa con i giovani, con qualche giocatore che arriverà nel mercato di dicembre, darci una mano, quindi per il momento stiamo bene, ci arriviamo con la testa giusta e poi ogni partita sempre una storia a sé, diciamo.